A un mese esatto dal tragico naufragio del 3 ottobre, a Lampedusa continuano senza sosta gli sbarchi. Nella sola giornata di ieri ad essere stati salvati nel canale di Sicilia sono stati in tutto 545 migranti. L'operazione umanitaria Mare Nostrum ha permesso di individuare diversi barconi in difficoltà. 93 i migranti soccorsi dalla nave Sirio della Marina Militare, 414 in tutto invece quelli soccorsi dalla nave San Marco in due distinte operazioni. Continuano quindi i viaggi della speranza, persone che in cerca di vita migliore decidono di attraversare il mare a bordo di imbarcazioni di fortuna, mettendo a rischio la propria vita. È proprio quello che hanno fatto un gruppo di 29 siriani, tra loro 6 donne e 6 bambini, che a bordo di una piccola barca in vetroresina hanno rischiato il naufragio. Grazie al pronto intervento della Guardia Costiera si è evitata la tragedia. Altri 19 invece a bordo di un gommone erano già giunti a poca distanza dall'isola quando la Guardia Costiera li ha soccorsi. Una storia senza fine quella dell'immigrazione, neanche il tempo di raccontare questi episodi che già sono in arrivo nelle nostre coste altri profughi.